Una rivelazione sorprendente inizia a circolare nei corridoi di Napoli e riaccende l'immaginazione della tifoseria azzurra. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento forte, di quelli che mescolano nostalgia, ambizione e retroscena poco conosciuti del mercato dei trasferimenti. Perché ciò che stiamo per raccontare ora coinvolge un nome che ha segnato un'epoca. Ha fatto esplodere il San Paolo in notti storiche e occupa ancora un posto speciale nel cuore dei tifosi. Kalidou Koulibaly. Sì, avete letto bene. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno davvero lavorato, nel più assoluto silenzio, a un clamoroso ritorno del difensore. Una mossa che avrebbe potuto rappresentare un vero regalo per Antonio Conte, ma che alla fine non si è concretizzata. Secondo informazioni raccolte dietro le quinte, il Napoli ha valutato seriamente la possibilità di riportare Koulibaly al club, puntando non solo sull'aspetto tecnico, ma anche sul peso simbolico e sulla leadership che il centrale avrebbe potuto offrire allo spogliatoio. La dirigenza riteneva che, in una fase di ricostruzione e di altissima competitività, riavere un difensore del calibro di Koulibaly avrebbe significato recuperare una vera e propria muraglia difensiva, già collaudata nelle battaglie europee. Per questo, De Laurentiis aveva autorizzato una proposta salariale importante, in linea con lo status del giocatore e con la sua esperienza internazionale. L'idea era chiara: convincere Koulibaly ad accettare un ritorno dal forte valore emotivo, anche a fronte di condizioni economiche inferiori rispetto ad altri mercati. Il piano, però, si è scontrato con una realtà difficile. Nonostante l'affetto per il Napoli, Koulibaly ha valutato con grande attenzione il momento della sua carriera, il contesto familiare e le offerte presenti sul tavolo. Il difensore, ormai in una fase più matura del suo percorso, cercava stabilità totale e un progetto che garantisse un ruolo da protagonista immediato, senza rischi o transizioni complesse. Inoltre, il peso degli aspetti finanziari e contrattuali ha finito per incidere in modo decisivo. Il ritorno, che nei primi contatti sembrava possibile, ha iniziato a raffreddarsi fino a essere definitivamente accantonato. Così, quella che avrebbe potuto essere una delle più grandi reviravolte emotive del mercato è rimasta soltanto nel campo delle intenzioni. Nonostante tutto, l'episodio rivela qualcosa di importante: il Napoli ha osato. La dirigenza ha dimostrato di non avere paura di pensare in grande, di cercare soluzioni d'impatto e di immaginare operazioni che vadano oltre la semplice logica finanziaria. Riportare Koulibaly a Napoli sarebbe stato più di un acquisto, sarebbe stato un gesto di identità, continuità e ambizione. Per Conte, avrebbe significato poter contare su un difensore che conosce perfettamente la Serie A, comprende la pressione della piazza e sa guidare uno spogliatoio nei momenti decisivi. Il fatto che non sia andata in porto non cancella l'audacia del tentativo, né il rispetto reciproco tra club e giocatore. E ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli: vi sarebbe piaciuto rivedere Koulibaly in azzurro, anche in una fase più esperta della carriera? Pensate che questo ritorno avrebbe potuto essere decisivo per il progetto di Conte? Oppure credete che il club abbia fatto bene a seguire altre strade? Scrivete la vostra opinione nei commenti, partecipate al dibattito e rafforzate la nostra community. E se volete sostenere ancora di più il canale, inviate un super thanks. Ci aiuta tantissimo a continuare a portarvi retroscena esclusivi e storie che vanno oltre l'ovvio.